Vogliamo, Signore, amarti. Vogliamo amarti con tutto il cuore. Nessuno merita l'amore, solo tu, Signore. E attraverso questo amore noi possiamo amare il nostro prossimo. Grazie Gesù per questo dono grande dell'amore. Senza il tuo amore noi nulla possiamo fare, ma grazie al tuo amore noi possiamo compiere cose straordinarie che la nostra volontà molte volte non comprende, perché la nostra natura umana molte volte fa guerra allo Spirito. Ma noi, Signore, abbiamo bisogno dello Spirito Santo. Abbiamo bisogno di ricevere lo Spirito Santo per migliorarci ogni giorno, per rinnovarci ogni giorno. Noi non possiamo dire siamo a posto, non possiamo dire sono a posto, non possiamo dire sono arrivato, non possiamo dire ho compreso tutto. Finché siamo su questa terra, noi dobbiamo imparare e abbiamo bisogno dello Spirito Santo per imparare ad amarti, imparare ad amare, imparare ad obbedire, imparare a conoscere, a capire, imparare ad avere rivelazioni per migliorarci, per maturare. Sussurrate all'orecchio del Signore, parlate in lingua. Dolcemente, teneramente. Egli porge l'orecchio verso di noi, porgi l'orecchio verso di te. E se non sai cosa chiedere, parla in lingue. Perché lo Spirito sa quello che il nostro cuore ha bisogno, la nostra mente ha bisogno. Vieni Signore nel nome di Gesù. Spirito Santo, fai scendere il tuo regno, Signore, ora in questo luogo. Fai scendere il tuo regno in mezzo a noi, Signore eterno. Fai scendere i tuoi decreti, fai scendere la tua regalità, fai scendere il tuo regno di giustizia in mezzo a noi. Chiudiamo tutti gli occhi. Siamo alla presenza del Signore. Non parlate con la bocca, non parlate con la mente, ma lasciate agire lo Spirito Santo che tocca i cuori, affinché i nostri cuori possano parlare a Dio nel nome di Gesù. Padre, ascoltaci.
Abba, vieni Spirito in noi, Abba, Padre ascoltaci, Abba, siamo figli tuoi, come rugiada che scende dal cielo, posati sopra di noi, come una brezza di vento leggero, ora toccaci Signore. Santo Spirito, vieni su di noi, facci musica per te, vogliamo dare gloria al Redere, apri i cuori e riempili. Padre ascoltaci, Abba, vieni Spirito in noi, Abba, Padre ascoltaci, Abba, siamo figli tuoi. Portami vicino al trono tuo, la mia certezza sei solo tu. Voglio conoscere il tuo cuore e del tuo amore parlami. Abba, Padre ascoltaci, Abba, vieni Spirito in noi, Abba, Padre ascoltaci, Abba, siamo figli tuoi, Abba, Padre ascoltaci, siamo figli tuoi. Vieni Spirito, grida dentro noi, Abba, Padre ascoltaci, siamo figli tuoi, Abba, vieni Spirito, grida dentro noi, Abba, Padre ascoltaci, Abba, vieni Spirito in noi, Abba, Padre ascoltaci, Abba, siamo figli tuoi, Abba, 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 Abba,
applauso a Gesù, Alleluia. gloria a te, Signore. Grazie, sei in mezzo a noi, Signore, gloria a te, Signore. Alleluia. Amen, alleluia. E per questo momento il Signore ci dà questa parola. Vangelo di Luca, capitolo 5. Come ebbe terminato di parlare, disse a Simone: prendi il largo e gettate le reti per pescare. Simone gli rispose: Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, però, secondo la tua parola, getterò le reti. E fatto così presero una tale quantità di pesci che le reti si rompevano. Allora fecero segno ai loro compagni dall'altra barca di venire ad aiutarli. Quelli vennero e riempirono tutte e due le barche, tante che affondavano. Alleluia, grazie Gesù. Grazie Gesù per questa abbondanza, per questo miracolo. E anche noi, Signore, sulla tua parola che oggi ascolteremo vogliamo gettare le reti, perché solo quando agiamo così possiamo avere quella raccolta miracolosa. Grazie da poter condividere con gli altri, perché tu non ci dai una razione solo per noi, ma ce la dai in sovrabbondanza, per condividerla con amici, parenti, conoscenti, con tutti coloro che noi incontriamo. Grazie perché tu sei un Dio provvido, un Dio abbondante, un Dio generoso, un Dio grande. Alleluia, grazie Padre, ti ringraziamo anticipatamente per la tua parola. Alleluia. Amen. Io voglio dire un'altra cosa che il Signore mi ha messo nel cuore, che quest'anno è l'anno favorevole per tutti e che il Signore farà cose grandiose. E il Signore mi batteva nel cuore questa parola: beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Quindi all'inizio noi abbiamo fatto la preghiera, abbiamo offerto il nostro cuore per lavarlo, per farlo lavare, purificare, spurgare, liberare e via discorrendo. Quindi il Signore vuole che noi non solo siamo alla sua presenza con un cuore pulito, ma che siamo sempre con un cuore puro, affinché noi possiamo vedere la sua gloria e la sua potenza. Amen, amen, gloria a Dio, grazie Gesù. Luca 24, versetto 13. In quello stesso giorno 2 di loro se ne andavano verso un villaggio di nome Emmaus, distante 60 stadi da Gerusalemme, circa 10 chilometri. Ed essi parlavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Ora avvenne che mentre parlavano e discorrevano insieme, Gesù stesso si accostò e si mise a camminare con loro. Ma i loro occhi erano impediti dal riconoscerlo. Egli disse loro: che discorsi sono questi che vi scambiate l'un l'altro, cammin facendo? E perché siete così mesti? E uno di loro, di nome Cheopa, rispondendo gli disse: sei tu l'unico forestiero in Gerusalemme che non conosce le cose che vi sono accadute in questi giorni? Ed egli disse loro: quali? Ed essi gli dissero: le cose di Gesù il Nazareno, che era un profeta potente in opere e parole davanti a Dio e davanti a tutto il popolo, e come i capi dei sacerdoti e i nostri magistrati lo hanno consegnato per essere condannato a morte e l'hanno crocifisso. Or noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele, e invece con tutto questo siamo già al terzo giorno da quando sono avvenute queste cose. Ma anche alcune donne tra di noi ci hanno fatto stupire perché, essendo andate di buon mattino al sepolcro e non avendo trovato il suo corpo, sono tornate dicendo di aver avuto una visione di angeli, i quali dicevano che egli vive. E alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato le cose che le donne avevano detto, ma lui non l'ha visto. Allora egli disse: o insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto. Non doveva il Cristo soffrire tale cose e così entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Come si avvicinavano al villaggio dove erano diretti, egli finse di andare oltre, ma essi lo trattennero, dicendo: rimani con noi, perché si fa sera e il giorno è già declinato. Egli dunque entrò per rimanere con loro, e come si trovò a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse e dopo averlo spezzato lo distribuì loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli scomparve davanti ai loro occhi.
Ed essi si dissero l'un l'altro: non ardeva il nostro cuore dentro di noi, mentre egli ci parlava per la via e ci apriva le scritture. In quello stesso momento si alzarono e tornarono a Gerusalemme, dove trovarono gli 11 e quelli che erano con loro riuniti. Costoro dicevano: il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone. Essi allora raccontarono le cose avvenute loro per via e come lo avevano riconosciuto allo spezzare del pane. Amen. Amen. Quante volte noi ci siamo trovati a percorrere una strada e a farci delle domande. Quante volte noi abbiamo trovato anche chi ci faceva compagnia in questo nostro percorso e ci siamo scambiate le idee, abbiamo parlato. Gesù ci insegna questo, di aprire il nostro cuore, di cercare, di capire perché certe volte le cose vanno bene o vanno male. Ma la parola di Dio ci insegna che due ciechi che camminano insieme non possono fare altro che condursi tutti e due in un posto. Una volta ci fu un film italiano dove c'era un cieco e uno storpio, lo storpio sulla sedia a rotelle. Il cieco conduceva la sedia a rotelle e l'uomo nella sedia a rotelle diceva dove doveva andare. Quando due persone difettano di cose diverse, si possono aiutare l'una con l'altro. Nella stessa maniera noi siamo Chiesa. Quando noi siamo Chiesa, in quello che ognuno di noi difetta c'è il fratello che invece può essere di aiuto. Ed è buono così. Gesù ci ha insegnato così ad essere Chiesa, perché nella Chiesa si cresce, nella Chiesa c'è la rivelazione, ma c'è anche la correzione, che non è correzione nel senso di punizione, ma correzione nel senso di miglioramento. Quando due persone però hanno lo stesso problema, lo stesso difetto, difficilmente difficilmente tra di loro si possono aggiustare. Due ciechi andranno sicuramente per vie sbagliate, come due storpi non potranno muoversi, come due sordi. Quando ci sono persone che hanno lo stesso problema e discutono tra di loro delle circostanze, non avranno mai una soluzione, perché la soluzione non può venire da loro, sono tutti e due ciechi. Questi due erano completamente ciechi spiritualmente. Nella Bibbia, nei Vangeli, noi troviamo tantissimi ciechi che vengono guariti da Gesù e di solito sono sempre a due, casualità. Qua sono due ciechi che invece vedono, ma in realtà non vedono niente. Gli compare Gesù. Perché Gesù non gli dice che è lui? Perché anche se gliel'avesse detto, non lo avrebbero riconosciuto. Perché erano ciechi. Erano spiritualmente ciechi. Gesù, se gli avesse detto sono io, lo avrebbero guardato e gli avrebbero detto no, non sei tu, sicuramente non sei tu. Perché spiritualmente erano ciechi. Eppure Gesù non era così cambiato dalla risurrezione. Sapete perché non l'hanno riconosciuto? Perché nella loro mente c'era la convinzione che era morto. Punto. C'era la visione del corpo lacerato anche, quindi delle piaghe. Ma in linea di massima era quello il discorso. Per loro erano convinti che era morto. Erano convintissimi che era morto. Allora che cosa fanno questi due ciechi? Fuggono dalle circostanze. La circostanza che cos'era? Era Gerusalemme. Che cosa dicono loro? Ma voi non l'avete sentito che cosa si dice a Gerusalemme? Che cosa è successo a Gerusalemme? Quindi loro fuggono da quello che era il male parlare, dalla delusione, fuggono dall'oppressione, dal dolore, dalla tristezza, non hanno dove andare, se ne vanno a Emmaus. Emmaus diventa la città invece della luce, dove hanno la rivelazione, dove ricevono la grazia di capire. E si fanno 10 chilometri con Gesù. Più o meno 10 chilometri. Sapete quanto tempo sono 10 chilometri? Sono la bellezza di... Non l'ho scritto, però me lo ricordo. Sono più o meno dalle 4 alle 5 ore a seconda del passo.
Tranne che non ve la fate a corsa, una persona atletica se la fa in mezz'ora, ma deve correre. Io ho fatto 10 km una volta in 50 minuti, che già era un mio record. Quindi Gerusalemme rappresenta la tristezza da dove devono fuggire, Emmaus invece rappresenta la luce. Luca 6,39 dice, poi egli disse loro una parabola, può un cieco far da guida a un altro cieco? Non andranno tutte e due nella fossa? Nessun discepolo è da più del suo maestro, anzi ogni discepolo ben addestrato sarà come il suo maestro. Alla luce di questa parola, io ho capito, alla luce della parola dei discepoli di Emmaus, ho capito questa parola che cosa vuole dire realmente. Due discepoli hanno, tra virgolette, lo stesso difetto, sono discepoli, devono imparare. Questi due di Emmaus erano due discepoli che dovevano apprendere qualche cosa. E se non c'è un maestro che ti apre gli occhi, tu resti cieco. Non riesci a vedere. Ecco perché Gesù dice nessun discepolo è da più del suo maestro, cioè il discepolo da solo non può fare più del maestro se non ha il maestro che gli insegna qualche cosa. Chi apre gli occhi al cieco, perché lo dice, può un cieco far guida a un altro cieco? Quindi può un discepolo guidare un altro discepolo? No. Può Cleopa guidare l'altro discepolo? No. Ci vuole un maestro. Ecco perché Dio ci insegna la sottomissione alle autorità spirituali, perché dalle autorità spirituali tu puoi ricevere insegnamento e togliere la cecità dai tuoi occhi. Puoi ricevere l'insegnamento e avere luce nella tua mente. Ognuno di noi è sottomesso a un'autorità spirituale. Io sono sottomesso alla mia autorità spirituale. Voi siete sottomessi alla vostra autorità spirituale. Queste serie. Ma questo non perché vi dovete fare schiavizzare, ma perché ricevete la luce dalle cose che vi vengono insegnate. Ecco perché Gesù dice qua, nessun discepolo è da più del suo maestro, anzi ogni discepolo ben addestrato sarà come il suo maestro. Amen. Dile alla persona accanto a te, devi essere come il maestro. Amen. Perché sono ciechi? Sono mossi? Perché questi due sono ciechi? Intanto perché sono mossi dal dolore. Il dolore certe volte non ci fa vedere le cose come stanno. Il dolore ma non deve essere dolore che piango disperato per chissà quale ragione. Può essere qualsiasi tipo di dolore. Sempre la parola di Dio ci dice che la fede viene dall'udire. Quindi quando noi udiamo cattive parole, la nostra fede cresce in merito alle cattive parole. La nostra fede quindi in Cristo decresce. Cresce la fede nelle cattive parole e decresce la fede in Cristo. Ecco perché sempre ogni discepolo ben addestrato sarà come il suo maestro, perché il maestro deve insegnare anche alla fede. E ora lo vedremo. Quindi il dolore, la delusione. Perché che cosa hanno detto? Che cosa dicevano i discepoli? Noi speravamo che lui liberasse, fosse il liberatore di Israele. E invece già sono passati 3 giorni. Quindi Gesù non si rivela perché loro intanto sono ciechi, anche se si fosse fatto riconoscere, loro non l'avrebbero riconosciuto. Però vuole che loro giungano ad un'altra verità, che non è la verità secondo la carne, ma la verità secondo lo spirito. Lui vuole condurre i discepoli di Emmaus non verso la città di Emmaus per posarli là, ma perché da là loro dovevano avere una nuova visione e una nuova missione. Quello non sarebbe stato il punto di arrivo, ma sarebbe stato il punto di partenza. I discepoli di Emmaus sarebbe stato il punto di partenza per quei 2 discepoli. Non l'arrivo, quindi non la fine
dei loro discorsi inutili, ma l'inizio di una nuova rivelazione. Dillo alla persona accanto a te, nuova rivelazione. Amen. Egli non dice chi è, ma loro neanche glielo chiedono. Eppure sono stati parecchie ore con lui. Non gli dicono, ma tu come fai a sapere queste cose? Semplicemente lo sentono parlare. E Gesù, guardate, non ha detto una bugia, semplicemente non gliel'hanno chiesto e lui non ha risposto. Non ha omesso neanche una verità, perché anzi al contrario voleva che ci giungevano loro alla verità. Ok? Quindi il lavoro di Gesù in questi 2, 3, 4 ore di cammino ha uno scopo e ha un significato. Ed è lo scopo della guarigione di ognuno di noi, in qualsiasi circostanza, ma soprattutto in Cristo. Prima di tutto è in Cristo e poi in ogni circostanza della nostra vita può essere applicato lo schema che c'è in questo brano. E dunque, Dio, Gesù Cristo, sta vicino a noi sempre. Quando noi siamo sulla via dello sconforto, quando noi siamo nella via del dolore, della delusione, noi dobbiamo avere la convinzione che è con noi. Questa deve essere la nostra fede di base. Ok? Possiamo lamentarci di tutto quello che ci sta succedendo. Possiamo piangere, disperati, veramente possiamo andare verso Emmaus con un cuore rotto, ferito, deluso. Ok, ci sta. Ma mai e poi mai dobbiamo pensare che Lui non è con noi. Amen? Gesù era con quei 2 discepoli, loro non se ne erano accorti, ma Lui c'era. E certe volte noi siamo convinti che Lui ci ha abbandonato, ma non è vero, Lui è con noi. Lui ci sta accompagnando verso il nostro percorso, verso un percorso dove ci aprirà gli occhi e ci farà vedere le cose per come realmente sono. Dì alla persona accanto a te, il Signore ti aprirà gli occhi. Questa sera il Signore ti aprirà gli occhi. Amen. Quindi, siamo noi che siamo impediti e sono i nostri occhi certe volte che sono chiusi. Che cosa fa Gesù? Chiede qual è il problema. Allora, certe volte noi chiediamo, Signore, tu lo sai qual è il problema? No? Facciamo questo tipo di ragionamento che non è sbagliato, è Dio, se non lo sa Lui, che fanno? Però Gesù, in quel momento gli dice, che è successo? Perché siete così tristi? Perché camminate così mesti? Perché Gesù chiede? Perché vuole che noi non parliamo più tra di noi, cioè 2 ciechi tra di loro che si dicono qual è la strada migliore, è da ridere. Quindi c'è bisogno di un'altra persona esterna alla situazione e in questo caso Gesù si presenta, ma si può presentare chiunque nella nostra strada e ci dice qual è il problema. Ti assicuro che 2 ciechi, per quanto esporranno il problema, non troveranno mai la soluzione perché sono ciechi. C'è bisogno di uno che vede per indicare la strada, o meglio ancora per accompagnarli. E noi possiamo essere ciechi in tante situazioni. Abbiamo bisogno di dire, io ho un problema, non ci vedo, mi devi accompagnare. Gesù ha detto qual è il problema e loro hanno detto siamo delusi. Siamo addolorati, siamo disperati. E lui dice, ma perché siete disperati? Ma come, non la sai tu la storia? Quindi Gesù sicuramente sapeva qual era il problema. Ok, oltretutto era risorto, quindi già era pienamente in comunione col Padre, meglio di come era solo in carne, che era Dio, uomo, vero Dio e vero uomo. Ora è diventato vero Dio 100%, anche se aveva un corpo di carne glorioso, non era più carne come la conosciamo noi, era il plus ultra della creazione, non lo so, era magnifico. In quel caso lui era in perfetta comunione con il Padre, la Trinità era tutta lì, conosceva perfettamente i pensieri dei discepoli di Emmaus. E quindi
Lui desidera che noi apriamo il nostro cuore a una terza persona, a Lui, o comunque che noi esponiamo il nostro problema a qualcuno che ha un punto di vista diverso. E anche possiamo permetterci di dire al Signore quello che ci passa per il cuore. Lui ce lo chiede. Poi certo ci dice, ma sì, ma ci stai con la testa o non ci stai con la testa? E li fa ragionare. Va bene, ma intanto noi il cuore lo dobbiamo aprire. E lo dobbiamo aprire verso quei fratelli, quelle sorelle che hanno un punto di vista diverso e quindi ci possono dare un'indicazione che non è sicuramente la nostra. Un appoggio spirituale diverso. Comunque qualcuno che o ha già superato quella tentazione o è spiritualmente più preparato, perché questo ci insegna la parola. Abbiamo detto nessun discepolo è da più del suo maestro, anzi ogni discepolo ben addestrato sarà come il suo maestro. Dobbiamo cercare chi ci addestra nella situazione. Quindi Gesù rivela qual è il problema di questi due. E lo dice al versetto 25. Allora gli disse loro, o insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto. E quindi ci sono tre problemi fondamentali. Insensati, tardi di cuore e senza fede. O meglio, insensati, tardi di cuore, queste due cose insieme portano alla mancanza di fede. I problemi comunque sono tre. Insensato, che significa insensato? Insensato significa privo di sapienza. Non hanno la conoscenza, non hanno studiato la situazione. Infatti Gesù gli dice, ma come non avete letto i profeti? Insensati, cioè non avere conoscenza sulle cose scritte. Senza il senso delle cose. Significa che certe volte, non voglio dire che non c'è bisogno dello Spirito Santo, non è una cosa non è un messaggio che voglio trasmettere, ma alcune cose, se noi le riflettiamo bene, riusciamo a capirle. Ma siccome questi due erano ciechi dal dolore, quello che era scritto non poteva essere rivelato, ci voleva un maestro per fargliele vedere. Cioè per portare nella loro mente conoscenza, non Spirito Santo. Conoscenza, di la persona accanto a te, conoscenza. Quindi Gesù che cosa gli dice? Che sono senza conoscenza. Poi dice tardi di cuore, quindi prima senza conoscenza della mente, quindi poi parla del cuore, dei sentimenti e dice tardi di cuore. Quindi senza la conoscenza giusta il cuore si indurisce e diventa lento nelle cose spirituali. Ve lo spiego. Se io non so che mia moglie mi ama, il mio cuore non lo percepisce. Ma se io ho conoscenza che mia moglie mi ama, cioè quindi nella mente io so che mia moglie mi ama, ha un affetto particolare per me, nel mio cuore scatta la molla e il mio cuore diventa non più tardo ma sentimentale, infuocato. Amen. Quindi è la conoscenza della parola di Dio che ci dà un cuore infuocato. Amen. Amen. Questo vale anche nei problemi di tutti i giorni. Se non c'è una persona che conosce i fatti o ci può rivelare una certa verità, il nostro cuore è tardo, non lo capisce, i nostri sentimenti sono morti e restano nel dolore. Quindi la conoscenza rende il cuore sveglio. La conoscenza ti fa amare le cose del cielo. La conseguenza di insensati e tardi di cuore, abbiamo detto, è essere senza fede. La fede dunque viene dall'udire, e l'udire viene dalla parola di Dio. Loro che cosa udivano? Loro udivano che
Dov'è? Le cose di Gesù il Nazareno, che era un profeta potente in opera e parole davanti a Dio e davanti a tutto il popolo, e come capi dei sacerdoti i nostri magistrati lo hanno consegnato per essere condannato a morte e l'hanno crocifisso. Morte. Nel loro cuore c'era solo morte. Le loro orecchie avevano sentito solo morte, distruzione, delusione totale. Uno che era potente, che poteva fare tutto, è stato crocifisso. E la crocifissione era la morte più terribile che si poteva dare a un essere umano a quel tempo. Ora noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele, invece con tutto questo siamo già al terzo giorno da quando sono avvenute queste cose. Vedete che delusione che ha per me, già passare 3 giorni. E colui che doveva liberare Israele è morto. Noi speravamo, credevamo. Quante volte noi speriamo e crediamo perché davanti a noi ci sono delle opportunità e noi speriamo e crediamo, ma in realtà Gesù non era venuto per liberare Israele, uno, Gesù era venuto per liberare il mondo e neanche questo avevano capito. E poi la delusione perché non è andata come loro pensavano. Ma non ti preoccupare, se le cose non vanno come pensi tu, Gesù è con te. Ti sta accompagnando in un percorso per aprire i tuoi occhi. Amen? 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 Amen. Dunque, la loro fede si è inquinata dalle chiacchiere che sentivano a Gerusalemme. Era necessario uscire da Gerusalemme, perché loro scappavano da Gerusalemme, ma in realtà Dio... Loro scappavano da Gerusalemme, ma in realtà Dio li stava togliendo da Gerusalemme. Vedete che noi abbiamo dei piani, scappiamo dai nostri problemi, ma in realtà non è che noi scappiamo. Se noi riusciamo a scappare dai nostri problemi è perché Dio ci vuole separare momentaneamente da quella mentalità, da quel modo di parlare, da quel lutto, da quel problema, perché ci deve dare una rivelazione fuori. Perché quando noi vediamo, siamo lontano da chi parla male, ecco perché Gesù ci dice, ci invita di frequentare quelli della Chiesa. Perché nel mondo parleranno sempre male, parleranno male del fratello o della sorella in Cristo, parleranno male sempre di Gesù, parleranno male sempre di qualsiasi cosa è di spirituale. Noi abbiamo bisogno di frequentare quelli che conoscono la parola di Dio e quindi possiamo condividere la parola di Dio e crescere nella fede. I discepoli di Emmaus, per conto loro, stavano scappando, ma in realtà Dio li stava separando da quel posto perché voleva dare loro una meravigliosa rivelazione. Amen? Non ha fatto con tutti così, naturalmente. Maria è arrivata alla tomba e piangeva, mischina, poverina, e in quel momento gli è apparso Gesù, gli ha detto, Maria. Ok, ha risolto il problema in maniera diversa. Dio guarda le nostre necessità e agisce secondo il suo libero arbitrio. Grazie a Dio anche Lui ha un libero arbitrio, può fare il nostro bene a prescindere dalle situazioni. Però Maria magari in quel momento era davanti alla tomba, si aspettava di trovare, ma neanche lei ci credeva. Ma figuratevi, piangeva. No, non è che se ricordate che Gesù ha detto io tornerò, risusciterò. Manco ci passava per un cervello, piangeva e diceva dammi il corpo di Gesù, che ci pareva che era il giardiniere, dammi il corpo di Gesù. Ok, poi il versetto 26 e 27 non doveva il Cristo soffrire tali cose e così entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro le scritture, spiegò loro tutte le scritture, le cose che lo riguardavano. Quindi Gesù che cosa fa? Non gli dice niente di quello che doveva essere, di chi era lui. Lui dice quello che Gesù doveva soffrire, cioè apre
gli fa vedere nella loro Bibbia, all'epoca avevano solo l'Antico Testamento, e apre gli occhi sulla parola di Dio. Loro fanno, ora, che succede? Che per 3 ore parlano di Bibbia, e 4 ore, 5 ore, non lo so, questa passeggiata quanto è durata, perché sapete che poi uno mentre parla magari neanche accelera il passo, se la fa con calma e tranquillità. Anzi, vi dirò di più, sono partiti la mattina, perché sapevano che Maria era andata alla tomba. Maria è andata, fu nella mattinata presto, si pensa proprio al sorgere del sole, non trovò la tomba vuota, poi è accorsa subito da Pietro e dagli altri apostoli, e loro sapevano questa storia, quindi sono partiti dopo, chissà quanta passeggiata si sono fatte insieme e hanno parlato solo di Bibbia. Gesù parlava solo dei profeti, di Mosè, di quello che doveva essere la rivelazione, cioè gli stava facendo, che cosa stava facendo? Gli stava dando, dov'è? Erano insensati, quindi senza sapienza, gli stava dando sapienza. E che succede? Guardate che cosa dice. Al versetto 32. Ed essi si dissero l'un l'altro, non ardeva il nostro cuore. Quindi la parola di Dio rivelata, spiegata, ha trasformato anche il loro cuore. Cioè, Gesù che cosa disse loro? Duri di cuore. Loro che cosa hanno detto alla fine della vicenda? Non ardeva il nostro cuore. Il loro cuore ardeva, ha iniziato ad ardere, a bruciare, quindi vuol dire che quello che entrava nella loro mente attraverso la parola che veniva rivelata da Gesù, all'improvviso ha trasformato anche il loro cuore. Quindi la guarigione degli occhi inizia sempre dalla parola di Dio. Anche il tuo problema, se tu non lo investichi nella parola di Dio, ma no che apri la Bibbia e ti cerchi la soluzione, no, devi cercare nella parola di Dio quella parola che per te ha un significato e ti deve trasformare. Ti deve ardere il cuore quando leggi quello che leggi. Se no non hai la guarigione degli occhi, se no resterai cieco. Amen? Quindi gli occhi vengono aperti quando noi abbiamo sapienza della scrittura, quando noi abbiamo sapienza della circostanza, quando noi, ve l'ho detto credo anche mercoledì, se noi non ci facciamo le domande non abbiamo neanche le soluzioni. Se noi cambiamo in aria su quello che ci dicono alla televisione, ai giornali, sul web, e diamo per oro colato quello che ci passano, no? Se è veleno, mangeremo veleno. La parola di Dio ci libera e ci dà luce sul veleno. Amen. Quindi tocca il nostro cuore e lo rende sensibile. La parola di Dio rende sensibile il nostro cuore. E lo trasforma, lo fa ardere, lo fa bruciare. Succede qualche cosa. E infine fa crescere la fede. Il pane spezzato è il culmine della rivelazione della parola fatta carne, perché il pane spezzato rappresenta la morte di Gesù, la cena del Signore. Quindi è il culmine della rivelazione, cioè dopo aver spiegato tutto quello che era l'Antico Testamento ai discepoli di Emmaus, mostra loro l'adempimento dell'Antico Testamento, cioè la morte di Gesù. Gli occhi spirituali si aprono, riconoscono Gesù. Ma perché Gesù scompare? Ma come? Ora che ti vedi, finalmente ho aperto gli occhi, tu mi scompari davanti? Perché Gesù scompare? Perché una volta che i nostri occhi spirituali sono aperti, non abbiamo bisogno più di vederlo fisicamente. Gli occhi della carne, dei discepoli di Emmaus, non avevano più bisogno di vederlo fisicamente, perché ora avevano gli occhi spirituali aperti, loro vedevano la verità. E non si sono detti l'un l'altro, oh mio, che delusione, se n'è andato, potevamo scambiare altre 4 chiacchiere. No, anzi loro sono diventati
così contenti, così felici, che cosa hanno fatto? Sono ritornati la notte stessa a Gerusalemme. Questo ci dà due indicazioni spirituali nella nostra vita che sono importanti. Era notte, a Gesù hanno detto resta con noi, ormai è sera. Quindi era arrivata la fine della giornata. Hanno quindi cenato insieme, o sole cudò, cioè non c'era più sole, la luce era andata via. E che cosa fanno loro? Si rimettono in cammino di notte. Di notte significa spiritualmente che se tu hai significa spiritualmente che se tu hai gli occhi aperti, nonostante fuori c'è buio, tu vedi e vedi la verità, non hai più paura neanche della notte. Cioè, vedete che di diurno camminavano con Gesù e non l'hanno riconosciuto, di notte però si muovono per andare a Gerusalemme. Non è che c'erano i lampioni come ci sono oggi da noi per la strada, zero totale. Zero totale. C'era un pochino di luna perché sappiamo che la Pasqua cadeva quando c'è la luna piena, ci poteva essere la luce della luna che un pochino l'accompagnava, ma scuro c'era. Eppure loro talmente sono stati trasformati nel cuore, talmente la loro fede è stata rivitalizzata, talmente il loro cervello era pieno di informazioni che dicevano no, dobbiamo andare a Gerusalemme. Di notte. La seconda rivelazione è che non avevano più paura delle cattive parole. La loro fede era così arrivata a un certo livello di forza, di solidità, che tutto quello che potevano sentire a Gerusalemme ormai per loro erano chiacchiere. Non li potevano più toccare. Quando noi abbiamo questo tipo di fede, per noi fuori ci possono dire la qualsiasi cosa, ma noi siamo fermi perché abbiamo conosciuto, abbiamo gli occhi aperti. Amen. Ma questo vale anche nei tuoi problemi. Quando tu hai rivelazione che il diavolo vuole toccarti nella tua salute, nella tua finanza, e tu sai che invece Gesù è con te, cammina con te e ti dà rivelazione che comunque tu uscirai da quella cosa vittoriosa, ti non ti interessa più niente, dici ma il Signore è con me. Gli amici di Daniele, no? Loro che cosa hanno detto? Ma buttaci pure dentro la fornace, Dio è potente da liberarci. Amen. Questo è l'atteggiamento giusto. Ma loro avevano una fede che era ancora più alta di quella nostra e hanno detto, vabbè, e anche se non ci salverà, noi non faremo quello che tu dici, perché noi resteremo fedeli a Dio comunque. Questa è la fede. Quando noi abbiamo questo tipo di fede, il nemico su di noi non ha più forza. La verità che ci è stata rivelata in Cristo, in noi, è talmente perfetta, talmente solida, che anche di fronte all'evidenza della morte, come questi tre stavano affrontando, hanno detto non ci interessa niente, noi moriremo per questa verità. Amen. Questo è il massimo, questo è quello che i discepoli di Emmos, il percorso che hanno fatto, perché è un percorso. Certe volte anche noi dobbiamo fare questo percorso, ma ora che abbiamo la conoscenza dobbiamo stare tranquilli che a Emmos noi avremo la rivelazione, avremo la luce dei nostri problemi, delle nostre afflizioni, delle nostre follie, della nostra fede, della nostra crescita spirituale. Noi cresciamo spiritualmente. Non perché andiamo a cercare le notizie su internet, no? Le cose no, perché anche quelle poi hanno bisogno di essere spiegate, perché su internet c'è di tutto di più, io dico è filtrate, perché alcune cose sono false, ingannate, ingannevoli. Il mondo ormai sta andando verso una direzione e se noi non siamo fermi nella verità, ne finisci come Giuda, non come i discepoli di Emmaus. Amen. Quindi il loro cuore ardeva, la guarigione avveniva per mezzo della parola e piano piano prendeva fuoco e vigore la loro fede. Quindi tu sai quando sei nella giusta posizione, quando il tuo cuore arde per le cose di Dio, quando il tuo cuore arde per
qualsiasi problema che hai davanti a te e non hai come risolverlo, il tuo cuore inizia ad ardere quando Dio ti dà pace. Se il tuo cuore non arde, vuol dire che ancora non hai concluso questo percorso. Arriverà anche per te lo spezzare il pane. Quindi, rileggiamolo, versetto 33 e 35. In quello stesso momento si alzarono e ritornarono a Gerusalemme, dove trovarono gli 11 e quelli che erano con loro riuniti insieme. Costoro dicevano, costoro chi? Gli 11. Gli 11 dicevano, il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone. Quindi questa è un'informazione che trovate qua e credo in un'altra, negli Atti. Gesù, dopo essere apparso a Maria, tra Maria e l'apparizione agli 11, a quanto pare è apparso anche a Simone, a Simon Pietro. Ok? Ce lo dice, ce lo rivela Luca, che oltretutto era amico degli apostoli. Essi allora, cioè i 2 discepoli di Emmaus, raccontarono le cose avvenute per loro per via e come lo avevano riconosciuto allo spezzare del pane. Cioè che praticamente hanno conosciuto Gesù quando ha preso il pane e l'ha spezzato. Nonostante il loro cuore ardeva e lo guardavano in faccia e dicevano, ma aveva ragione, ma forse aveva ragione, forse è vero. Che aveva ragione. Cioè, non gli è passato per la mente manco decidere, ma cos'è? Ma non studiaste? Che laurea hai? Niente. Il loro cuore ardeva, aveva fame, hanno capito che quella persona aveva cibo giusto e loro avevano fame e desiderio di quel tipo di cibo. La tua soluzione quando hai fame e desiderio di capire le cose secondo lo spirito e non secondo la carne. Tu hai necessità, ognuno di noi ha necessità di aprire gli occhi in generale sulle cose di Dio e nello specifico ogni giorno. Amen? I discepoli di Emmaus, l'ho preso 30 volte per leggere sempre le stesse 4 righe. Capacità di viaggiare anche di notte, quindi di affrontare l'ignoto. Capacità di affrontare Gerusalemme, quindi di affrontare le mormorazioni, il male parlare. Poi hanno incontrato i discepoli che hanno detto, ma appena li hanno visti, ma Simone l'ha visto, ma noi pure l'abbiamo visto. Che bello, ma che gioia che dovevano avere in quel momento. Simone che era quello con la zucchina dura e questi 2 che invece erano ciechi totale. Quindi hanno la capacità di riconoscere le cose spirituali, acquisiscono la capacità di vedere le cose a livello spirituale e non più a livello carnale. E hanno anche la capacità di condividere quello che è successo nella loro vita. Veniamo trasformati quando abbiamo gli occhi aperti. E quando abbiamo gli occhi aperti abbiamo la capacità di guidare anche gli altri verso la verità. Avere gli occhi aperti significa avere una convinzione. Vi ricordate mercoledì vi ho fatto vedere un video dove c'era un insegnante che ha detto che al prossimo studente avrebbe mostrato una cartellina e avrebbe detto di che colore è? Mi raccomando, voi tutti dite il rosso, ma era verde la cartellina. E vi faccio vedere che quella persona dirà che è rossa. E così fu. Ma aveva gli occhi chiusi. O si è adeguato. Certe volte noi vogliamo fare i ciechi perché ci fa comodo, certe volte siamo ciechi, punto. Se qualcuno non ci dice come stanno le cose, noi continuiamo a vivere nella cecità. Ma se la maggioranza ci dice che le cose stanno in una determinata maniera, noi che abbiamo gli occhi aperti, ma gli occhi aperti significa che è verde, la cartellina è verde, non ti puoi adeguare alla massa, solo perché la massa dice che è una cosa diversa. Se no la verità non è più una verità che ti rende libero, tu sei schiavo della massa. Ok? Quindi avere gli occhi aperti è una responsabilità sana nella tua vita, non una responsabilità, un peso. La verità non può essere un peso, non può essere un fardello nelle nostre spalle. La verità è qualcosa che ci rende liberi, è una sana responsabilità.
È una bellissima responsabilità. È una gloriosa responsabilità. Perché se non ci sono quelli che sanno la verità, questo mondo va avanti e va a rotoli. Noi che sappiamo e abbiamo la verità, dobbiamo restare fermi su quella verità. Non è che, come abbiamo detto l'altra volta, un vino annacquato, non è che tutti, e va bene, dice, abbiamo detto che il mondo va verso questa grande, unica religione che magari non sarà la religione di Caio, ma sarà una mentalità ragionata da pochi, e quella mentalità ragionata da pochi diventerà uno status quo, qualcosa di consolidato, a cui la maggior parte delle persone si adeguerà. Non è che per forza deve essere una religione. Si intende religione quello che ha delle regole, quindi dei riti, per fare piacere a Dio. Questa è la religione. Faccio una cosa, seguo delle regole. Oggi infatti si diceva che i nostri cari vecchi mafiosi avevano delle pratiche religiose che erano meravigliose, meravigliose. Poi ammazzavano gente, ma non c'entra niente quello. L'importante è che c'era la pratica religiosa, quella è religione. Cioè io faccio le cose... Ecco, la messa la domenica, la comunione, la confessione, tutto quello che volete. Quella è la pratica religiosa. Poi il resto è viva a modo mio. Quella è religione. E il mondo ci sta portando verso questo tipo di religione. Noi abbiamo gli occhi aperti. Noi non siamo più sulla via di Emmaus. Noi siamo sulla via che va a Gerusalemme per testimoniare Gesù risorto. Amen? Amen. Alziamoci. Grazie Signore. Vogliamo ringraziarti Signore, vogliamo benedirti. Grazie Signore perché tu non solo hai aperto i nostri occhi, ma hai dato anche una luce particolare ai nostri occhi. Noi conosciamo la verità secondo la parola di Dio, noi ti conosciamo. Abbiamo desiderio, Signore, ancora di avere un cuore ripieno della tua parola. Vogliamo stare, Signore, accanto a te. Vogliamo, Signore, che tu parli alle nostre vite e ancora ci dai rivelazione nelle cose specifiche della nostra vita. Non vogliamo guardare i nostri problemi come a quelle cose che distruggono la nostra fede, fanno decrescere la nostra fede nelle cose del cielo e la fanno crescere nelle cose del mondo. Signore, noi vogliamo rifiutare questo tipo di mentalità. Noi vogliamo rinunciare, Signore, e vogliamo, Signore, che tu apra i nostri occhi ancora. Serviti del nostro fratello, della nostra sorella, serviti, Signore, del pastore, dei responsabili, degli anziani. Intervieni con potenza, Signore. Apri i nostri occhi, Signore. Apri i nostri occhi in ogni verità, in ogni rivelazione. In ogni cosa nascosta, apri i nostri occhi. Rivelaci, Signore, ogni giorno la verità su questo mondo. Rivelaci, Signore, ogni giorno la verità attorno a noi. Rivelaci, Signore, ogni giorno quello che è il contrario delle chiacchiere di questo mondo. Spezza il pane davanti a noi. Dacci conoscenza, Signore. Parla al nostro cuore e metti dentro di noi, Signore, il desiderio di prendere la tua parola, di leggere la tua parola, di essere istruiti dalla tua parola nella mente, affinché il nostro cuore bruci, ardi, Signore, e si possa appassionare delle tue cose. Vieni, Spirito. Vieni, Spirito Santo, nel nome di Gesù. Vieni, muoviti. Brucia, Signore, dentro di noi. Fai ardere, Signore, i nostri cuori, come il cuore dei discepoli di Emmaus, che sentivano un movimento particolare nel loro cuore, che sentivano qualcosa di forte, di toccante, Signore. Intervieni anche nel nostro cuore. Innamoraci di te, Signore. Parlaci da Mosè ai profeti. Parlaci, Signore, e facci vedere la tua gloria.
Rivelaci, Signore, ancora di più di te, della tua parola. Apri i nostri occhi, Signore, sulla tua parola affinché la nostra mente possa ricevere la giusta conoscenza e il nostro cuore il giusto nutrimento. Gloria a te, Signore, vieni ancora in mezzo a noi. Dove ci sei tu c'è guarigione. Dove il tuo popolo si raduna per lodarti ed adorarti, lì c'è guarigione. Dove la tua sposa si riunisce per prepararsi al matrimonio, lì c'è guarigione. Vieni, Spirito Santo, nel nome di Gesù, passa ancora. Fai di questa parola sapienza dentro di noi. Fai di questa parola potenza dentro di noi. A casa, Signore, vogliamo tornare, prendere in mano questo brano e leggerlo di nuovo e cercare di capire quello che tu ci vuoi dire personalmente. Vieni, Spirito Santo, vieni a purificare i nostri pensieri, spurga, Signore, la mente di ognuno di noi, da ogni dolore, da ogni falsità, da ogni bugia, da ogni grafia umana, Signore. Vieni, Spirito Santo. Vieni, Signore, facci affrontare l'ignoto, il buio, facci affrontare le cattive parole. Oh, Signore, muoviti. Tocca questo popolo questa sera, Signore, nel nome di Gesù, per benedirlo con una benedizione particolare, per benedirlo, Signore, con lo spezzare del pane, nel nome di Gesù. Vieni, Spirito Santo, nel nome di Gesù. Alleluia. Gloria a te, Signore Santo, sei degno, Signore. Gloria a te, Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Gloria a te, Signore Santo. Continua a guarire i cuori, Signore. Continua a sciogliere i cuori, continua a liberare i cuori. Signore, non vogliamo che i nostri cuori siano insensati, addolorati, troppo duri. Vieni, Signore, vieni. Vieni, continua, Spirito Santo, continua a sciogliere questi cuori, a liberare questi cuori da ogni dolore, da ogni tristezza, da ogni delusione. Continua, Gesù, continua, Spirito Santo, continua a dare sapienza a questi cuori, sapienza, verità, luce, rivelazione, affinché questi cuori comprendano, affinché questi cuori ardano d'amore per te, per le tue cose. Spirito Santo, continua perché i nostri occhi si devono aprire. Noi dobbiamo vedere anche, poter vedere anche al buio, con la certezza che Gesù è la nostra luce.
significa fidarsi di Gesù, prima ancora di vedere. Fidarsi di Gesù, fidarsi della sua parola. Amen, amen, grazie Gesù. Gloria a te. Sono stanco, afflitto e non so cosa c'è. Vedo grigie e non capisco il perché. E non capisco il perché. Sento un vuoto nella mia vita, sento solo freddo attorno a me, ma che buio c'è. So di una strada in salita piena di ostacoli, ma che mi condurrà dove tutto è cambiato, mi condurrà dove tutto rinasce, mi condurrà alla pace vera, mi condurrà dove tutto è cambiato, mi condurrà dove tutto rinasce, mi condurrà alla pace vera. Io voglio star vicino a te, che sei il mio tutto, che sei il mio re, il mio re. Niente, nessuno mi colpirà, il nemico sconfitto sarà, sconfitto sarà. Perché tu sarai con me ed io non cadrò, con te io vivrò in eterno mio Signore. Perché tu sarai con me ed io non cadrò, con te io vivrò in eterno mio Signore. Mi condurrà dove tutto è cambiato, mi condurrà dove tutto rinasce, mi condurrà alla pace vera, mi condurrà dove tutto è cambiato, mi condurrà dove tutto rinasce, mi condurrà alla pace vera. Il nemico cerca di scoraggiarmi, il mondo cerca di abbattermi, ma io so che vincerò. Il nemico cerca di scoraggiarmi, il mondo cerca di abbattermi, ma io so che vincerò. Se sarò con te.
Signore, benedici questa serata. Ti preghiamo ancora di toccarci, non permettere al nemico di rubarci la parola di oggi, di questa sera. Maturala dentro di noi, fa che possiamo farla nostra e possiamo così capire certe volte a che punto siamo della strada. Benedici, Signore, le nostre vite e fa che possano essere di benedizione nella nostra casa, dove lavoriamo, dove passeggiamo, con i nostri amici e soprattutto con i nostri amici, nel nome di Gesù. Amen. Grazie, Signore. Alleluia.